Un benvenuto a tutti, un ringraziamento all'amico e collega Marco Zecchinato che ha voluto la presentazione di questo volume curato da Carlo Formenton, Alberto Girardi peraltro qui presente e Maurizio Merlin. Per i tipi di CR edizioni, un testo che invita alla scoperta di una particolarissima forma di architettura popolare, appunto i casotti realizzati in pietra a secco per molti aspetti manufatti singolarissimi in un ambito, quello dei Colli Iberici, noto per altre tipologie e uso di pietra, da quella di Nanto alla Bianca di Vicenza, di cui già parlava Vitruvio, e che ebbero un ruolo singolarissimo nel Rinascimento veneto e vicentino in special modo. Voi per i seguaci di Donatello, da Niccolò Pizzolo, scultore originario di Villa Ganzerla, che realizza la pala della cappella Ovetari nella chiesetta degli Eremitani a Padova, fino ad Antonio Antico e Andrea Riccio, oppure Pietro da Como e dai suoi allievi Vincenzo e Gian Girolamo Grandi, poi Alvise Lamberti da Montagnana, attivo in quel di Mosca nella prima metà del Cinquecento, fino a giungere alla bottega di Giacomo da Porlezza o Girolamo Pittoni da Lumignano, che accolgono nel 1524 il giovane Andrea Pietro della Gondola, futuro Andrea Palladio. L'elenco degli artisti che hanno fatto uso delle pietre di Vicenza e di Nanto è lungo, ma non hanno un nome invece gli autori di questi singolarissimi casotti, indagati dai nostri autori, che da quanto ho capito ampliano lo sguardo alla ricerca di altri esempi di architettura popolare che vanta precedenti importanti, riconducibili all'antico Tolos, come i trulli, le paiare pugliesi, le capanne o cacciare abruzzesi, i cuburri o paghiari siciliani, i cavanei del Molise, le caselle liguri, fino ad arrivare alla casita istriana così ben rappresentata nel parco di Dignano, dove c'è la più ricca concentrazione di queste strutture edili all'interno del Mediterraneo, scusate, dell'intero Mediterraneo. Autentico parco del patrimonio della muratura a secco, diventato una fortunata attrazione turistica, il che la dice lunga sulle potenzialità che si potrebbero aprire anche nei Iberici. Architetture senza architetti, capaci di sfidare i tempi e che danno vita lungo i secoli a manufatti singolarissimi e curiosi, che, e nel caso del volume dei nostri autori, ci porta a scoprire l'ambito collinare tra la Vagliona e il comune di Villaga, ricco di suggestioni e valori ambientali in una dimensione, lo sottolineo, ecosostenibile. Credo che oggi siano almeno una sessantina i casotti rimasti e sottolineo l'importanza dell'appello che segna questo studio, la necessità del restauro, recupero, tutela e valorizzazione di una testimonianza veramente importante. Non a caso, come dicevo prima, Dignano in Istria ha fatto un parco, mentre nei Colli Iberici, che da un punto di vista dell'archeologia e della paleontologia hanno un patrimonio più che ragguardevole, un autentico museo diffuso a cielo aperto. Forse sarebbe anche il caso di iniziare a definire con una maggior precisione i percorsi, sentieri, tematiche, visto che le principali lamentele di molti escursionisti stanno proprio nella facilità con cui si perdono le tracce, perdendo in questo modo a volte l'occasione di vedere appunto testimonianze preziose come questi casotti, ma non solo. Vi ho sottratto fin troppo tempo e mi scuso per l'andamento anche rapsodico del mio intervento, che concludo notando infine la passione con cui l'amico Zecchinato sostiene questo processo di scoperta di Iberici, nella giusta convinzione che esse possano essere utili a chi cerca armonia e tranquillità ecosostenibile, vivere passeggiate piacevoli, ma soprattutto scoprire nuove dimensioni. E così concludo citando i versi di Cesare Pavese, che trovo perfetti per questo viaggio, la scoperta appunto proposto dai nostri autori e dall'amico Marco. Era intorno il sentore di queste colline, più profondo dell'ombra, o d'un tratto suonò come uscisse da queste colline una voce più netta e aspra insieme alla voce dei tempi perduti. Invito qui il collega Zecchinato a condurre anche la presentazione, uno degli autori appunto Girardi, che invito qui ad essere presente, e ringrazio per la presenza anche la collega Cristina Guarda. Marco, a te la gestione della presentazione. Sì, grazie Presidente per le belle parole, grazie per essere a fianco a queste iniziative di valorizzazione del territorio.
I colli iberici fanno parte dei colli veneti, tra l'altro ne approfitto per segnalare che il 26 marzo ci sarà la seconda giornata sui colli veneti, appunto i colli iberici saranno anche loro protagonisti. Oggi si parla di Casotti di Pietra e devo dire che i tre autori, Formenton, Girardi e Merlin, uniti da una comune passione per il territorio, hanno saputo integrare anche le varie specificità. Da chi si è occupato più dell'analisi, della ricerca fatta anche all'estero, quindi in maniera molto approfondita, a chi ha seguito la fotografia, a chi magari ha sviluppato più l'aspetto escursionistico, conoscendo bene i luoghi e anche la localizzazione di questi manufatti. Tutto si riconduce, come lo vedete dal titolo, alla pietra. La pietra sui iberici l'ha fatta protagonista perché i iberici sono di origine sedimentaria, era una grande scogliera sostanzialmente che poi si è rialzata, e la pietra ha dato origine alle abitazioni, alle sculture, agli oggetti ornamentali e a tanti oggetti anche proprio tipici dell'area iberica. In questo caso, come è già stato detto, si tratta di architettura minore, architettura se vogliamo povera, però altrettanto importante. Questi sono elementi storico-testimoniali presenti nel nostro territorio, sono elementi che non si riscontrano in tante altre parti, almeno del Veneto o comunque d'Italia, e sono peculiari, tanto che i Colli Iberici non sono un parco, ma sono un'area comunque protetta, c'è un piano d'area regionale, il piano d'area della Regione Veneto ha previsto la tutela proprio di questi manufatti. Il problema è che non erano ancora tutti conosciuti, e questo grande lavoro consente di conoscerli, localizzarli, identificarli e anche di spiegarne le ragioni per le quali sono qui oggi e noi li vediamo. E a me fa enormemente piacere ospitare questa conferenza stampa qui in Regione. Gli autori hanno già fatto sul territorio moltissimo lavoro, facendo partecipare la popolazione locale e anche le istituzioni che spesso, anche quando ci sono strumenti di pianificazione che tutelano questi elementi, spesso magari non ci si ricorda o comunque c'è bisogno che qualcuno ce lo ricordi e qualcuno ci aiuti a ricordare che abbiamo queste grandi testimonianze. Da questo la speranza è che possa scaturire una maggiore attenzione rispetto a questi beni, che si mettano a sistema i sentieri e comunque la rete escursionistica che già c'è ed è ben presente sui Iberici con questi siti, e perché no, magari si possa creare in futuro anche un ecomuseo e che possa essere frequentato. Per cui io mi unisco ancora ai ringraziamenti che vi sono già stati fatti e insomma vi auguro veramente di portare avanti questa bella iniziativa, ma anche di tante altre, perché i tre autori che sono citati, ma anche tutte le persone che collaborano con loro, lavorano quotidianamente per l'area iberica e quindi per i colli, per cui li ringrazio molto per questo. Grazie. Prego. Grazie. Buongiorno, ringrazio il Presidente della Giunta, ringrazio il consigliere Marco Zecchinato che ci sostiene fin dall'inizio in questa nostra ricerca. Ringrazio voi della vostra presenza perché ci permette di far conoscere un aspetto apparentemente secondario dei Colli Iberici che merita di essere non solo conosciuto ma anche tutelato nelle forme più corrette. Il titolo del libro è, mi sentite, sì? Il titolo del libro è Casotti di Pietra, ma direi che è riduttivo, nel senso che il sottotitolo dà già delle indicazioni più precise, perché abbiamo sì dato la priorità a queste capanne in pietra a secco che voi vedete anche sulla copertina della pubblicazione, però abbiamo preso in considerazione anche un aspetto che riguarda tutti quegli manufatti che a partire dalla fine del Settecento fino alla prima metà del secolo scorso la popolazione locale ha realizzato, quindi parlo dei muretti a secco, quelli che in dialettico chiamiamo le masiere, le rive terrazzate, tutti i muretti di sostegno per poter coltivare e sottrarre soprattutto al bosco
il terreno da poter coltivare in condizioni abbastanza difficili, soprattutto se rapportate ai tempi in cui sono state realizzate. In una economia di sussistenza in cui tutto andava bene per poter dare un contributo alla gestione di queste famiglie che avevano scelto di vivere sui colli nelle contrade isolate. Però il libro fa anche un passo più ampio, diciamo, perché questi casotti, queste capanne, sono presenti, come si diceva prima, in tutto il bacino del Mediterraneo, quindi parliamo della ex Jugoslavia, la costa dalmata, Croazia, Slovenia e poi giù verso la Grecia e Malta, tutta la costa settentrionale dell'Africa, Spagna, Portogallo, non parliamo della Francia, e poi ci si può spingere anche con strutture perfettamente identiche oltre a tante altre parti dell'Italia, anche fino al centro e al nord Europa. Quindi nel libro c'è tutta questa documentazione che è stata riportata per fare dei confronti con queste nostre capanne. Allora, queste costruzioni presenti sui colli iberici non sono diffuse su tutto il territorio, ma sono concentrate essenzialmente in due comuni. Quello di Vagliona, che oggi riunisce i due precedenti comuni di San Germano dei Berici e di Grancona, e quello più a sud di Villaga. Lì troviamo appunto la maggiore concentrazione di queste capanne. Ci sono poi degli altri esempi a livello periferico che interessano un po' altri comuni dei Colli Iberici, per esempio Barbarano, Orgiano, Sarego, Zovencedo, Brendola, Arcugnano, però come vi mostro dopo con una immagine hanno già delle caratteristiche diverse che si differenziano da quelle della capanna cosiddetta a pseudocupola, e dopo ne parliamo un attimo. Tutta questa presentazione per arrivare poi a due punti finali molto veloci sui quali insisto, perché mi sembra questa la sede, come diceva anche prima il consigliere Zecchinato, per poter portare avanti la proposta di un ecomuseo, cioè di fare in maniera che queste strutture, che non sono più utilizzate da un secolo praticamente, vengano completamente abbandonate, fagocitate dalla vegetazione spontanea, dal bosco. Molte di queste abbiamo dovuto andare a cercarle con molta pazienza e con l'aiuto della gente locale, se no non le avremmo più trovate, e trovare un modo di tutelarle e di farle conoscere anche a livello turistico, ma anche per altri aspetti come quello didattico e anche economico. Questa che vedete, la prima immagine, è la Vagliona, ripresa da nord verso sud, cioè dalla sommità del Monte Faeo. No, questo no, ho mandato avanti, scusate. Ok, prendo la Vagliona verso sud, quindi a sinistra vedete il rilievo che va verso il paese di Sossano, a destra invece la dorsale che scende verso Orgiano. Sono i due comuni agli estremi, all'imbocco della valle. Una valle molto, molto ampia. C'è qualche studioso che sostiene che si tratti di una paleovalle fluviale, qui gli studi sono ancora in corso, quindi non possiamo dire niente di definitivo. La cosa interessante è che i casotti sono presenti solo nella parte di sinistra, cioè la sinistra idrografica. Sul fondo vedete che scorre la Liona, vediamo se riesco, no. Comunque questa è la Liona, il corso principale di acqua che sfocia poi nella pianura. I casotti non ne trovate neanche uno sul versante orientale, sul versante diciamo di destra, ma solo su quello di sinistra. C'è un motivo, non so se c'è il tempo di illustrarlo. Questo è il paese di San Germano dei Berici, quindi prima eravamo in cima là dove vedete il culmine del Monte Faeo, la foto era rifatta verso sud, adesso invece è per illustrare
uno dei due paesi dove c'è la maggiore concentrazione di casotti. La Val Leona qui si restringe sulla sinistra, fa un'ampia ansa verso Grancona, il Monte Faeo e il Monte della Croce, che è questo che gli sta davanti, presentano una grossa concentrazione di casotti. I casotti sono tutti a livelli di quote, diciamo, alte, per quelli che sono i colli iberici, quindi in questo caso parliamo di 250-300 metri di altitudine. E qua abbiamo un'immagine, diciamo, aerea della Val Leona sulla destra. Quella che vedete qua in mezzo è la piana di Pozzolo, quindi siamo in comune di Villaga. C'è la profonda incisione di Calto e sullo sfondo vedete gli Euganei, giusto per orientarci. Allora, i casotti sono tutti su questa zona qua, quindi Monte Faeo, Monte della Croce e poi tutta questa fascia che va verso Sossano. Dopo vedrete dai puntini della cartina quanto sono concentrati. Vediamo la stessa piana di Pozzolo, questa volta da sud verso nord. Qui giù c'è Toara, per chi conosce un po' il territorio, quindi il comune di Villaga. Questa è la contrada di Boccadorno, la piana di Pozzolo, là in alto a sinistra vedete ancora San Germano e i casotti sono tutti in questa fascia qua. Dall'altra parte di Pozzolo non ci sono. Dopo avete domande, siamo qua. Ecco qua. Allora, per orientarci, questa è la piana di Pozzolo che avete appena visto, questa è la Val Leona. Vedete, tutti i puntini corrispondono ai casotti. Quindi è una cosa abbastanza strana, perché se ci allontaniamo un attimo, qui stiamo andando verso Barbarano, verso San Donato, quindi sempre in comune di Villaga, vedete che c'è una rarefazione della presenza, e lo stesso verso sud e lo stesso verso nord. Allora, questo per esempio, noi l'abbiamo censito, ma non è un casotto a tutti gli effetti. Questo si trova nel comune di Orgiano, sul Monte delle Piume, e se vedete ha una pianta, adesso si può intuire più che vedere, una pianta vagamente quadrangolare. I muri sono verticali fino alla sommità e la copertura in questi casi veniva realizzata con dei pali di legno, oppure in tempi più recenti con delle lamiere ondulate, e molti di questi pseudo casotti, diciamo, che non sono come quelli che poi vi faccio vedere, hanno il tetto che è crollato, praticamente non ha tenuto, nel momento stesso in cui non veniva più utilizzato è stato abbandonato e quindi è soggetto a crolli, mentre questo è il vero e proprio casotto. Quindi vedete che è una struttura a igloo, una pianta circolare, un unico ingresso, pavimento di solito in terra battuta, l'ingresso molto angusto, costringe a entrare carponi perché al massimo sono 60-80 cm di altezza, in pochissimi si riesce a stare in piedi all'interno e hanno questa forma, cioè di pareti verticali fino all'altezza di 1 metro, poco più, e poi la realizzazione di questa pseudo cupola, perché è ottenuta praticamente sovrapponendo cerchi concentrici di pietre con un minimo aggetto ogni volta che si va sul livello superiore, fino ad arrivare a coprire, a chiudere completamente la volta, diciamo, e adesso vediamo anche un interno, adesso ne vediamo alcuni, questi sono fra quelli meglio conservati, più belli, però vedete che le caratteristiche sono abbastanza simili. Anche questo, come vedete oggi sono dentro il bosco, qualche volta difficili da raggiungere, però una volta erano invece in posizione più favorevole. Anche questo sono molto caratteristici. Questo addirittura con le piante di giaggiolo in cima,
che è una caratteristica di molti dei casotti. Se c'è il tempo dopo ne parliamo. La cosa interessante è che... La cosa interessante è che l'aggetto prevedeva anche che le pietre venissero disposte leggermente inclinate verso l'esterno, per cui la capanna all'interno è perfettamente impermeabile, cioè non entra acqua in nessun modo. Una maggiore impermeabilizzazione era data proprio dal fatto di avere piantato l'iris. I rizomi dell'iris assorbono molto l'acqua e soprattutto tengono ferme le pietre. Quindi questo era uno dei motivi per cui in molte di queste strutture trovate in cima il casotto. Vado meglio con questo, Sì. Ok. Allora, sui Colli Iberici ci sono però due tipologie di casotti veri e propri. Una è quella che vi ho mostrato adesso, che è quella centrale a sinistra o centrale a destra, cioè l'igloo vero e proprio, che ricorda come costruzione le tombe dell'antichità, le tombe micenee. Pensate alla tomba di Atreo, la costruzione è questa che vedete qui. E invece l'altra tipologia abbastanza diffusa è quella in alto, cioè del casotto ricavato all'interno della masiera, all'interno del muro di contenimento dei terrazzamenti, costruito chiaramente al tempo della masiera, quindi non è stato scavato e ricavato in seguito. Le altre due tipologie non sono presenti sui Iberici, sono presenti soprattutto nel meridione dell'Italia, pensiamo alla Puglia. La Puglia è una di quelle che ha la maggiore diffusione di queste strutture. Vi accennava prima, mi sembra, il Presidente ai trulli. Il trullo non è altro che derivato da un casotto di tipo di quelli che vedete in centro lì. Poi è passato da una struttura temporanea, come è rimasto invece quella dei Colli Iberici, a una struttura permanente, è diventata un'abitazione a tutti gli effetti, no? Ecco, qui vedete un disegno che vi mostra come si fa a ottenere un po' alla volta la pseudocupola. Quindi l'aggetto, le pietre messe leggermente come dire, all'infuori rispetto al giro precedente e di conseguenza la riduzione man mano che si sale della cupola fino ad arrivare, qui la vedete in sezione, praticamente quella sotto, diciamo. Quella invece è molto rara sui Iberici, quella sì è una cupola perché vedete che c'ha l'arco classico, ma sono pochissime quelle che hanno questa tipologia. E qui vedete l'interno di uno di questi casotti, l'ultima pietra che chiude il foro sommitale, che ha la funzione di chiave di volta. Vedete tutte le scaglie, questo è anche uno dei motivi per cui li troviamo solo lì i casotti, perché affiora un tipo di roccia molto scagliosa che si presta molto bene a questo tipo di costruzioni. Se noi ci spostiamo nei Iberici settentrionali troviamo delle altre, sempre roccia sedimentaria di origine marina, ma con altre caratteristiche, molto meno argillosa e quindi con difficoltà anche di arrivare a creare queste tipologie. I casotti erano costruiti, come dicevo prima, con le pietre tolte dal campo, questo era il campo coltivato. Ai margini del campo c'era la struttura costruita con le pietre, rivolta con l'ingresso rivolto sempre verso il campo, perché ho detto prima che questi casotti servivano come ricovero attrezzi. Magari il contadino abitava lontano da questo campo, per cui per non portare avanti e indietro gli attrezzi ogni giorno li lasciava lì. In caso di forti temporali, di piogge, li usava come riparo temporaneo. Poteva in qualche caso custodire, come dicevo prima, dei piccoli animali, ma soprattutto una quarta funzione era quella di sorvegliare i raccolti. Quando c'era il tempo dell'uva matura o delle olive o del mais,
passava là la notte e tendeva al raccolto perché non glielo portassero via. E quindi, vedete, l'ingresso è sempre rivolto verso il campo. Questo, che potrebbe sembrare un casotto dei Berici, invece è stato fotografato all'isola d'Elba, in Toscana. Lì li chiamano caprili, lì li hanno fatti i pastori, perché molto spesso il caprile è affiancato da un recinto dove alla sera il pastore raccoglieva le capre per mungerle e dove all'interno, poi all'interno della capanna, faceva il formaggio. Quindi era un'altra, la tipologia è identica e la costruzione è identica. Se io vi dicessi che l'ho fatta sui Berici, penso che non avreste problemi ad accettare questa teoria. In realtà sono presenti dappertutto. E adesso, questo è solo un esempio che ho portato, ma il libro ne mostra diversi. Vedete la distribuzione di queste capanne a secco in Italia e la maggiore concentrazione, come vi dicevo, è fra l'Abruzzo e la Puglia, però sono ben presenti anche in Sicilia, in Sardegna, all'isola d'Elba la vedete lì, la Liguria, lì le chiamano le caselle, poi in Lombardia andiamo verso la Svizzera, la valle di Poschiavo, lì li chiamano i grot o i crotti, c'è qualcosa anche in Trentino, anche se lì non è indicato, in Friuli, nel Carso Triestino lo stesso, sono ben presenti, e poi c'è l'unica macchiolina che è quella del Veneto. Quindi uno dei motivi importanti che per cercare di tutelare queste strutture è proprio il fatto che abbiamo la presenza di quegli igloo, così come vi ho mostrato prima, soltanto sui Colli Berici e soltanto su quelli meridionali. Io continuo a ricevere, adesso da quando è uscito il libro nell'ottobre dell'anno scorso, continuo a ricevere immagini di gente che li ha visti, li ha fotografati sull'altopiano di Asiago, sul massiccio del Grappa, nella valle del Brenta, però non sono mica a forma di igloo, sono a forma di capanna a pianta quadrangolare, come vi dicevo prima. Quindi non sono casotti a tutti gli effetti. E credo che siamo alla fine. Questa è la situazione di molti casotti oggi. Molti sono crollati, sono ridotti a un mucchio di pietre, molti sono stati distrutti intenzionalmente, perché in una notte uno arriva col camioncino, col furgone, si carica le pietre, poi va a venderle ai garden center per quelli che vogliono farsi il giardino roccioso a casa. E anche perché non essendo costruiti con malta, con cemento, è un attimo smontarli, e alcuni stanno crollando. Questo per esempio era uno dei pochi che aveva inciso sull'architrave dell'ingresso una data 1879. Purtroppo è crollato e ci sarebbe ancora in tempo per recuperarlo, come abbiamo fatto per un altro casotto in cui era crollato il tetto, la sommità, e l'abbiamo ricostruita. Però ce ne sono diversi e il problema grosso, o meglio uno dei problemi grossi, è che sono tutti proprietà privata. Quindi molti proprietari non sanno neanche di averli, perché magari il vecchio abitante è morto o se n'è andato, i figli o i nipoti sanno di avere dei terreni in collina ma non sanno neanche quali sono i confini, a maggior ragione non sanno neanche che all'interno di questi piccoli fazzoletti di terra ci sono queste realtà che stanno sparendo. Questo era uno, vi mostro anche l'ultimo, se riesco a girare. Eccolo qua, questo è un altro, vedete che sta crollando e tra l'altro è molto pericoloso adesso perché vedete l'architrave è messo in posizione molto precaria, il tetto se ne sta andando, la vegetazione spinge, ci sono soprattutto l'edera che fa i danni maggiori perché si insinua tra pietra e pietra, le sposta e quindi le fa poi crollare e di conseguenza siamo in una situazione critica. Anche se un buon numero, diciamo circa una trentina di questi casotti sono in buone condizioni. Qualche proprietario più sensibile
è disposto a collaborare per la manutenzione, chiaramente chiede che ci sia un aiuto anche economico per poter sostenere determinate spese. Il consigliere Zecchinato prima parlava dell'ecomuseo, questa è la proposta che noi abbiamo messo alla fine del libro, abbiamo anche già tracciato un percorso di circa 4 chilometri che permette di vedere in uno spazio molto ridotto circa una quindicina di casotti e di conseguenza se troviamo le forze e chi ci sostiene vorremmo poter continuare a realizzare questo progetto in modo da renderlo accessibile ai turisti, alle scuole e quindi a farlo conoscere perché, come ripeto, la cosa essenziale è che in tutta la regione Veneto li abbiamo solo lì, con quelle caratteristiche sono solo lì. E quindi dal nostro punto di vista, spero anche da parte di altra gente che ci possa aiutare, l'auspicio è che si riesca in qualche maniera a conservarli coinvolgendo la popolazione, perché è fondamentale, non si può andare a calare dall'alto con vincoli e compagnia bella, bisogna convincere i proprietari a rendersi conto di che cosa stiamo perdendo tutti quanti. Grazie. Grazie. A conclusione, innanzitutto voglio ringraziare la struttura, l'ufficio stampa della Regione Veneto, insomma, che ha consentito l'organizzazione di questa conferenza stampa e chiaramente anche l'ufficio di presidenza e il presidente. Ovviamente ringrazio tutte le persone che sono intervenute oggi e dei colleghi che erano presenti. Come vedete, i lavori consigliari sono abbastanza intensi e continui, per cui c'è un continuo spostamento, ma è normale qui da noi. E soprattutto voglio ringraziare chi ha prodotto questo libro, questo testo. È un testo che sicuramente rimarrà nella storia, nel senso che rimane nelle biblioteche, rimane presso i privati che lo acquistano, anzi è un libro che si può anche acquistare, e credo la cosa proprio più importante è proprio chi riesce a tradurre le passioni in qualcosa di utile per il territorio, per il paesaggio e per tutti quanti. Per cui grazie ancora, è stato un onore ospitarvi qui. Grazie a lei di averci ospitato.